Buonasera a tutti, visti tu, e che non de oggi di Battur di chi de Santander a missa e 20 Kimbe, che se, come siamo diretto a sul solito, danno crate da come ti si presenta Sadie, con la che si presenta che in questo anno che da leppia a leppia, sai, spartinata, chi spartinata in maniera quasi paramicche in tutto il chelo, insomma, ecco. Chi non è proprio una cocolatura, ma piano piano sta aumentando, ecco qua. E devo tornare a Sottaravallo, ne si schimosi, ecco sì, questa cocolatura mantenete dei goi leppia fino alla sasonni che poi aumenta e coccola adesso tutto dai mezzodì in poi quindi coccolato poi tutta la die da che 8 gradi la temperatura massima, 1 grado sa minima e dimos crasa è spalazzato viene alla sa luasa poi coccolata in parte e poi tutto il resto è sa die e incartiamo da 21 gradi la temperatura massima e a 2 gradi la temperatura minima. Cominciamo quindi un toccamento e dolo, cominciamo in Nugoro a 90 Kimbanno, che è morta Peppa de Todde, Gattia Tanzano, mamma de Domenico e Salvatore. Si interessa in Nugoro che Napura battorde che oggi quindi ha sa 2 e mezza e sa creia sa il grassa, sa condolenze alle pazienti, sa la meglio a tutto da parte di Bizzi TV. Addio, stia bene. Amos il toccamento po' crasa, dalla guerra di Crimea su Connotto, 20 anni di rivolte e rivoluzioni, raccontate da Giorgio Asproni. Bitti, sabato 15 novembre 2025, ore 17:30, Teatro Ariston, via De Fenu. L'autore del suo libro è Stefano Pira, chi a Tarreionare, chi in Gavino Angios e Roberto Pinna. Poi a legge sul libro Dario Cosseggio e a moderare la Serana Maddalena Brunetti. E noi scocchieste che avevamo da scoprire. Toccamento Vinza in Veneta in zona Babumanno. Eh, si vinto adesso in strada, ma assicurato. E il minoretta, Vinzedda in Veneta. Telefonare a 328 42 63 608. Bosamento poi Radio Filos, ascoltatelo, chi ne ha le appena, veramente, basta di collegare a questo link che voi avevo posto in via Itinu, www.acrasemarialai.it slash barra, cioè barra radio, insomma, Barrettas Radio. Ecco qua. Andiamo gala da innanzi, se entriamo subito in sa scosa del giornale, entriamo in sa parte che riguarda Bizzi, battaglie politiche di Esproni nel nuovo libro di Stefano Pira. Domani incontro all'Ariston. Domani alle 17:30 al Teatro Ariston di Bitti verrà presentato il libro di Stefano Pira dalla guerra di Crimea a Suconnotto sugli aspetti meno conosciuti della vita delle battaglie politiche di Giorgio Asproni. Emerge che l'illustre parlamentare del Risorgimento si è battuto per la ferrovia nella Valle del Tirso, è riuscito a far ottenere un costosissimo telegrafo a numero, ha cercato capitali esteri da investire nelle imprese agricole della Gallura, è costretto a considerare le potenzialità estrattive della Sardegna, si è dedicato alla costruzione di un nuovo Stato italiano senza mai dimenticare l'isola, Bitti è dove era nato, e Nuoro dove ha vissuto. Pira, docente di storia moderna e di storia della Sardegna all'Università di Cagliari, interverrà nell'evento promosso dalla Fondazione Asproni con il comune di Bitti e insieme a Gavino Angelo. Vabbè. Ci saranno gli storici Roberto Pianta e Gavino Angios, ma ammentate che Gavino Angios, che è il senatore, resta stenniti questa votazione
dessa separazione tra los collegios europeos Sardegna, Sicilia, e l'astensione si sono attuate voto contrario, e quindi da ecco su Gavino Angius noi non abbiamo partito in due sul collegio da Sardegna, Sicilia e in su elezioni europee, insomma. La Fondazione Asproni ha scelto di presentare in anteprima il libro Abiti. Bene, 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 bene. Orgosolo studia il banditismo, la Moljaistu e il Risicustu. Entra nel vivo l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. Nascono un centro di ricerca e una piattaforma turistica digitale. L'aspetto metaforico è che a Orgosolo, più che da altre parti, emergono i caratteri più autentici dell'appartenenza barbaricina, ovvero il forte senso di comunità, premette Antonio Flore, ricercatore e sindaco di Scano Montiferro. Senza queste caratteristiche dell'animo orgolese non si potrebbe comprendere la rivolta di Pratobello. È capitata qui perché c'è un approccio unico alla storia e alla realtà. Ma ecco l'altra faccia della Sardegna. Il marchio di destinazione turistica si arricchisce di aneddoti e incontra il passato e la ricerca. Il progetto Miradas è sempre più strutturato. Nuovo corso, da una parte il centro studi sul banditismo con i suoi segreti a portata di visitatore, dall'altra la piattaforma digitale Discover Orgosolo, il paese dei Murales, sorta di museo a cielo aperto, vuole farsi conoscere ulteriormente. Strizza l'occhio alla tecnologia, guarda con interesse verso nuovi mercati. Niente è lasciato al caso. Vabbè. Non entriamo in merito. Allora, la nuova diga di Abbaluchente, un'opera necessaria più che mai, no? Che bisogna Silvestro Lado, caíto una diga chi se queria, che in maniera metta insistente, ma poi non si è fatta. Silvestro Lado, che è assessore regionale, chiama in causa il comune di Lodè e Bitti, invaso strategico da sostenere per l'economia e lo sviluppo delle zone interne. Siniscola. A questo punto il secondo invaso di Abbaluchente, inserito nei piani della regione come opera strategica, va preso seriamente in considerazione. Silvestro Lago insiste su un tema che gli sta particolarmente a cuore, ormai da anni. Meglio medico di famiglia, già senatore e assessore regionale dei lavori pubblici, prima ancora sindaco di Siniscola, torna sulla questione Abbaluchente, oggi più che mai, vista la situazione idrica che tiene in ostaggio il mondo delle campagne. In tutta l'isola, in Baronia in particolare, dove comunque il dibattito in questi ultimi tempi si sta caratterizzando con maggiore senso di responsabilità e concretezza, ha sottolineato Lado. La stessa amministrazione regionale Todde e l'assessore dei lavori pubblici Antonio Più riconosce stanno dimostrando maggiore attenzione alle iniziative da adottare, fra cui proprio il progetto relativo alla costruzione del nuovo invaso a monte della diga Maccheroni, quello di Abbaluchente, appunto, località Giuntura, territorio di Lodè, al confine con Bitti, davanti al parco di Tepilora. Un'opera mai realizzata nonostante le parole spese e avagonate. Un'opera necessaria, ribadisce Silvestro Lallu, visto che l'attuale invaso di Maccheroni, realizzato 65 anni fa, in situazioni totalmente diverse, si dimostra attualmente insufficiente per garantire il fabbisogno idrico del territorio, però la baronia. Dati alla mano, il medico prestato alla politica conferma che nel corso degli anni, nella baronia come pure nella Bassa Gallura, sono aumentati i consumi. È cresciuta l'agricoltura, sottolinea Lado, il turismo e la popolazione.
c'è stato un forte sviluppo complessivo, economico e sociale, con previsione di ulteriore crescita. Oggi, anche dopo la realizzazione del sobranzo dell'attuale diga di Maccherone, potremmo invasare una capienza massima di 30 milioni di metri cubi, a fronte di un fabbisogno dell'area che supera i 40 milioni. Ecco perché l'invaso di Abba Lucente va preso seriamente in considerazione. Primo, perché si deve garantire la programmazione pluriennale della risorsa idrica per tutti i settori economici del territorio. Secondo, elenca l'ex assessore regionale, perché l'ipotizzato collegamento con il Liscia si sta dimostrando sempre più problematico tecnicamente, ammesso che quell'invaso sia nelle condizioni di poter cedere risorse idriche ad altri. Per la realizzazione del nuovo invaso di Abba Lucente, spiega ancora Ladu, non ci saranno grossi problemi di espropri, in quanto interessa quasi tutte le aree demaniali. Si tratta inoltre di terreni incolti e marginali, allo stato poco produttivi. I vantaggi sono evidenti, la diga infatti verrebbe costruita molto più in alto dell'attuale e la distribuzione dell'acqua avverrà per caduta, con grandi risparmi dal punto di vista energetico. Ma subito nasciti un comitato diretto appena schienita approvata la legge Posaddiga, subito nasciti una comitato no a Baluchente. Hai scommessa, bel già no Einstein Telescope. Micologi in campo con le intossicazioni contro le intossicazioni da funghi, tocca di stare attento, no? Noi ricordiamo solo 81 euro e 81 gardo, poi noi sbagliare. L'ispettorato della ASL ricorda che il servizio è attivo gratuitamente, gli esperti vanno contattati sempre, dicevo, non guardate stuntunno gaia sabentu. Emergenza nei pronto soccorso. Bartolazzi, mancano posti letto. E così ne sta abitato pure Bartolazzi. L'assessore alla sanità replica ai medici: voi nessuna colpa, indagine, atto dovuto. Sul caso di mala sanità interviene anche l'ordine degli medici. Sistema al collasso da 15 anni. Oh yeah, oh yeah. Nell'isola le pensioni più basse, ma va, e chi vi credete? Il dato che allarma, oltre il 63% dei redditi mensili è sotto i 1.000 euro. La segreteria, potere d'acquisto eroso dai maggiori costi legati alla insularità. I redditi dei pensionati sardi sono tra i più bassi d'Italia, con un importo mensile che si attesta a 867 euro, a fronte di una media nazionale che arriva a 1.020 euro. In più nell'isola si registrano ampie disparità tra le aree urbane e le zone interne. Il quadro regionale emerge da uno studio condotto dalla UIL che ha fotografato una preoccupante condizione economica e sociale. Il quadro L'elemento più allarmante è che nell'isola oltre il 63% delle pensioni erogate è inferiore a 1.000 euro mensili, con un'incidenza particolarmente elevata nelle province del sud, Sardegna e di Nuoro, dove l'assegno minimo rappresenta la maggioranza dei casi. A ciò va aggiunto l'effetto del caro vita, che a causa dei maggiori costi legati all'insularità erode ulteriormente il potere d'acquisto reale dei pensionati. Andiamo adelante. Squirra, morti sospette nel poligono militare, processo d'appello. Allora gli ha provato di manna come in BCTV da trasmettere in diretta del suo processo di Squirra, però non la può trasmettere sul canale BCTV, ma sul canale satiro canale del BCTV, che è Radio TV Sopramonte. Potrà avere solo effetti civilistici e risarcitori.
cioè quindi non potete aspettare dei condanna, ma risarcitori alla soschi hanno apitu danno. In primo grado assolti 8 ufficiali, ricorso presentato dalle parti civili. In questa parte civile batte un avvocato Vizzichesu, l'avvocato Mele, chi insomma mi ha invitato appunto a fare la diretta. Il processo di primo grado si era chiuso al tribunale di Lanusei 4 anni fa con la soluzione, perché il fatto non sussiste di tutti gli 8 ex comandanti del poligono di cui erano imputati di omissione di cautela che secondo l'ipotesi dell'accusa avrebbero provocato decine di morti sospette per gravi patologie legate alle sostanze sprigionate nelle esercitazioni all'interno della base. Giovedì prossimo, davanti alla prima sezione penale della Corte d'Appello di Cagliari, si aprirà il secondo round giudiziario, dopo il ricorso presentato dagli avvocati di parte civile Bacchisi Omele, per conto del Comitato Sardo Gettiamo le Basi, e Giuseppe Carboni, che difendono alcune persone di Escalaplano colpite da gravissime malattie. La procura ogliastrina, dopo la sentenza, non ha invece appellato. Il processo dunque potrà eventualmente avere esclusivamente degli effetti civilistici e risarcitori. Agricoltura, Satta non vuole mollare. Il 20 dal ministro, cioè l'assessore Satta, non chiede mollare ed ha problema da chissà che suministro. L'assessore al settore, l'assessore in realtà al settore serve continuità. Magus è pronto a subentrare già oggi, cioè Satta è l'assessore che su gruppo suo, curso dei progressisti, che ha che dimettere ebbe a che entrare a Agus come assessore, insomma. Il giorno del via libera in giunta alla finanziaria 2026, atteso certo, ma non quanto il tavolo del 20 sull'avvertenza entrate che potrebbe far ottenere alla Sardegna risorse nuove da programmare in una manovra altrimenti tecnica. Quindi si può acquistare delle entrate, quindi da Giorgetti. La seduta odierna è invece importantissima sul fronte della verifica della squadra del governo. L'avvicendamento alla guida dell'agricoltura Gianfranco Sata con Francesco Agor, progressisti. Sarà ufficializzato subito dopo il primo ok alla legge di bilancio e tutto ciò è trapelato negli ultimi giorni da fonti vicine alla presidenza. Agus è pronto a subentrare al posto dell'assessore per i progressisti, che i progressisti hanno disconosciuto, cioè Sata, ma che non si comporta da assessore in uscita, ma addirittura Cretanara ha in bene il suo ministro. Il Sannati, infatti, vado avanti. Io sto continuando a lavorare per cercare di dare risposte al settore. Ho preso impegni e appuntamenti. Il 20 novembre incontrerò il ministro dell'agricoltura Lollobrigida sulle questioni relative alle preoccupazioni manifestate dal consorzio del pecorino romano sui dazi imposti da Trump. Non solo, sto seguendo ulteriori attività che riguardano il periodo dei pagamenti in agricoltura. Insomma, io sono impegnato su questi temi, gli altri li lascio ai tavoli politici e la Presidenza saprà prendere le decisioni in funzione dei problemi del settore che lei conosce bene e che bisogna affrontare con puntualità. Ma però Rai non funziona sa politica, l'efficienza non conta nulla, contano le quote politiche. I soldi per le coste sarde usati per i viaggi privati per una villa a Capri. L'accusa, narrata spesi 2 milioni della conservatoria
arrestato l'ex direttore Giampiero Sanna. Insomma, che botto de mele in un momento supporti che siamo in tre a binna tanto per 4 anni nel periodo in cui è stato direttore Giovanni Pietro Sanna, più conosciuto con il nome di Giampiero, avrebbe utilizzato i soldi della Conservatoria delle Coste della Sardegna indirizzando finanziamenti e fondi a delle associazioni ritenute fittizie e riconducibili a lui, cioè praticamente a chiata beneficenza ai sematessi e ad altri suoi parenti per progetti e iniziative che non sarebbero mai stati realizzati. Soldi poi utilizzati dall'allora direttore dell'agenzia regionale e da altre 4 persone per spese personali, viaggi all'estero, l'affitto di una villa a Capri, alla Chiabene della vacanza, l'acquisto di 4 immobili, comprese 2 villette con giardino a Sarroco, e di abbigliamento e prodotti tecnologici. Mischino da puite come negare, il requeria proporzionale puro e più consiglieri. In commissione statutaria le proposte di Ainnantis, Demos, Forza Parisi e Rifondazione, niente meno, Ainnantis Furbest. I partiti rimasti fuori dall'assemblea chiedono un nuovo sistema elettorale, un nuovo modello che tenga conto dei territori nei processi decisionali, un'assemblea più numerosa per garantire il principio della rappresentatività, una definizione migliore delle incompatibilità tra sindaco e consigliere e tra assessore e consigliere. Sono alcune delle idee illustrate ieri in ordine sparso dai rappresentanti delle forze politiche che hanno partecipato alle scorse elezioni senza ottenere seggi in Consiglio. Audizioni organizzate dalla Commissione speciale per legge statutaria e le norme di attuazione dello Statuto con focus sulla modifica del sistema elettorale. Sono stati sentiti Francisco Zedda, Ainnantis, Mario Arca, Demos, Mario Natalino Bulla, Forza Parisi, ad Enrico Lai, Rifondazione Comunista, tutti concordi nella necessità di avviare una nuova stagione di riforme. Bene, e naturalmente noi non siamo restati ad ascoltarlo. Contamos un tubo. Speed, QR e carte elettroniche, l'incubo dei disadattati digitali. Schi non tutto, Ana, sono in grado di ammanizzare questa cosa, insomma, quindi qualche problema beste dall'INPS ai comuni, servizi off limits per centinaia di migliaia di sardi, cioè che non è chiaro, non rischi trattare questa cosa. Nei 40 centri di assistenza, si chiamano leghe, della CGIL, pensionati sparsi in tutta la Sardegna, la stragrande maggioranza degli utenti chiede una mano per poter dimostrare la propria esistenza in vita, in modo che, abolite le file agli sportelli, ha messo ai margini chi non ha dimestichezza con la tecnologia, anziani e non solo. C'è dentro anche quella grande fetta di popolazione più giovane che ha abitato le statistiche della dispersione scolastica e si ritrova con un bagaglio di istruzione assai limitato, persone che hanno difficoltà a comprendere un testo lungo e ad esaminare dei dati. Figurarsi se riescono a maneggiare i codici tecnologici della burocrazia, cioè questi SPID, cioè, io non sono riuscito a ponere una firma digitale a uno documento che ha gli SPID poste, la firma digitale poste non funziona IATA o comunque non riconosciata si SPID che è sempre esposte, cioè una complessità quindi non de poco conto. Le abilità minime sono i disadattati dell'era digitale, centinaia di migliaia in Sardegna, terra dove il 27% della popolazione
è over 65, mentre solo il 9,75% della fascia 0-14. L'Istat ha calcolato che in Italia appena il 19,3% dei residenti tra i 65 e i 74 anni possiede le abilità minime per navigare online, gestire email e usare applicazioni comuni, numeri ben al di sotto della media europea, dove il 55,6% della popolazione tra i 16 e i 74 anni ha competenze digitali adeguate. Oi oi. Gli diamo un'altra bella cosa che incatenocche, carta d'identità, novità per gli over 70, e cioè manco una carta d'identità non la chiede scomodo. Zangrillo, non sarà più necessario il rinnovo. Boh. Gli over 70 non dovranno più rinnovare la carta d'identità, lo annuncia il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Nei prossimi giorni arriverà in Parlamento un nuovo decreto semplificazioni che prevede tra l'altro l'abolizione del rinnovo della carta d'identità per gli over 70, con l'obiettivo di rendere più semplice la vita ai cittadini. Il ministro, parlando della semplificazione, ha spiegato che la stiamo facendo con le risorse che ci ha assegnato il PNRR e le risorse perché stanno a rinnovare la carta, resta gai, quindi nessuna risorsa. Ho presentato già 400 semplificazioni e nei prossimi giorni in Parlamento ci sarà un nuovo decreto che ne presenterà delle ulteriori. Una delle previsioni contenute nelle nuove semplificazioni, ha puntualizzato, prevede che per le persone che hanno più di 70 anni non ci sia più bisogno di rinnovo della carta d'identità e non ci sarà più la necessità di recarsi all'ufficio del comune per fare il rinnovo. Questo per evitare di chiedere alle persone più anziane di doversi recare al comune, fare la coda e tutto l'iter burocratico per rinnovarla. La carta. Lo sforzo sulla semplificazione è una delle priorità per rendere la pubblica amministrazione vissuta dai cittadini come un'opportunità e non come un ostacolo. Ma mi pare che da Geppo in grado io debbia andare. 6 milioni per la medicina territoriale. Va bene, questo deve essere una bella cosa, ripartizione dei fondi tra le ASL per progetti di assistenza primaria. Arrivano 6 milioni di euro per le aziende sanitarie per la realizzazione di progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale per il 2025. La Giunta ha approvato la ripartizione. Le risorse stanziate con legge di assestamento, di bilancio regionale, eccetera, eccetera, saranno, vediamo un po', tengono conto della popolazione residente per il 20%, del numero delle sedi carenti, di assistenza primaria al 40%, della spesa storica dei progetti aziendali al 40%, eccetera, eccetera. Alla SL di Sassari vanno 1 milione, cioè 263.556,83 euro. Alla SL della Gallura 826,157 euro. A quella di Nuoro 721,369, Ogliastra 97.000 euro, alla SL di Oristano 1.257.000, alla Medio Campidano 429.000 euro, al Sulcis 262.000 euro, a Cagliari 1.145.000 euro, cioè praticamente già chi picca de prusu este Sassari 1.200.000 euro. Allora, fascicolo sanitario online, allarme dei pazienti anziani, preoccupa l'impatto sulle fasce più fragili della popolazione. Via alla rivoluzione. Tutte le notifiche arriveranno sull'app Io, cioè praticamente invece che sul fascicolo sanitario arriva l'applicazione Io, che non è che dal punto di vista della complessità siete meta diversa. Il referto di una visita specialistica, le analisi del sangue, la cartella di un pre-ricovero, l'esito di un esame diagnostico, di un test funzionale, tutto quello che riguarda la nostra situazione sanitaria ora è disponibile online. Lui già prima.
io sempre non mi sono mai andato a ritirare analisi o a prenotare visita, approvato sempre tramite sul fascicolo sanitario. Finora soltanto alcune aziende inserivano i documenti nel fascicolo elettronico, adesso tutte le strutture regionali sono tenute a farlo, ed è giusto questo. E in quel momento il paziente utente riceve una notifica sull'applicazione Io. Una bella conquista indubbiamente, ma i pensionati sono preoccupati. Si tratta di un'altra barriera all'accesso alle cure e alle diagnosi? Un problema da considerare, dato che nell'isola la popolazione è già anziana e sta invecchiando sempre di più, e chiaramente è questa parte di cittadini che ha più bisogno di risposte in tema di salute, e purtroppo è la stessa quota di persone che rinuncia maggiormente all'assistenza per difficoltà di vario genere, dalle liste d'attesa al disagio economico alla arretratezza digitale. E del vero l'arretratezza digitale è un problema serio. Andiamo ad Annantesi, questo l'abbiamo già visto, fascicolo sanitario. La regione risana il bilancio oltre 10 milioni per il comune di Nuoro, cioè praticamente il comune di Nuoro è bella che in bancarotta e la passata regione 10 milioni. Dai, non me lo avvocato sono 10 milioni, naturalmente abbiamo stato noi che poniamo su pranzo, 10 milioni date sul comune di Nuoro, mancano in quota a parte associate al comune. Emilio Feno non è che lo piccano andare pizza al dabba, no, piccano adesso Mattesi Montu. Emiliano Feno narra ripianato un disavanzo tecnico decennale, e vabbè, tecnico, in quale senso tecnico? Disavanzo e disavanzo. A mettere la parola fine alla piaga del disavanzo tecnico per oltre 10 anni, ha stretto la morsa delle casse del comune, arriva un salvagente di oltre 10 milioni di euro direttamente dalla regione, la regione amica. Va bene. Investiamo nelle innovazioni, non ci renderemo meno umani. Alec Ross sul palco di Connessioni Future a Sassari per parlare di intelligenza artificiale. Consenso affettivo dopo le liti, lo stop, rinviato il decreto Valditara, bufera sulla deputata sarda Cherchi, M5 Stelle, siamo già da anni questa questione scola, insomma. Il decreto Valditara sul consenso affettivo viene rinviato, data da destinarsi al calendario dei lavori della Camera. Il ritorno in aula non sarà prima della fine di dicembre, ma a tenere banco sono ancora le polemiche. Dopo lo scontro tra il ministro dell'istruzione e le opposizioni, a finire nel mirino è la deputata M5 Stelle Susanna Cherchi, sarda, che in aula invita i colleghi ad avere un po' di carità cristiana, perché Valditara non sa quello che dice. L'unica cosa di cui è sicuramente consapevole è di non essere all'altezza, in quanto una persona sa di non essere all'altezza, ha rincarato, paradossalmente diventa anche più violento. Il passaggio è stato sottolineato dalle proteste della maggioranza, soprattutto per il successivo accostamento a quanto accade alle donne che vengono uccise dai mariti, perché i mariti sanno di non essere all'altezza di quelle donne e quindi le ammazzano. Oh, ya. È intervenuto il presidente di turno dell'assemblea Sergio Costa, anche lui del M5 Stelle, ha detto cose inopportune, ha redarguito togliendone la parola. Giusto un giro di lancetta all'orologio e la deputata fa ammenda e chiede scusa. Non è la mia intenzione accostare il ministro al comportamento di uomini violenti o autori di femminicidi. Insomma, che a pallordi prima l'annara sa scorrere, poi si l'annegata, che noi abbiamo scoperto in America, esa mamma nato gai, sa mastra, è vero, ma pallordi del gai, prima la sa che sa scorrere, poi si l'annegata. Garantirebbe un gettito di oltre 2 miliardi, manovra spunta la tassa sull'oro. Ma beh, questa è la nostra cosa
timida che pranga il metta, e caccia alle coperture per dilatare i margini di modifica della manovra. E oltre al dazio sui piccoli pacchi extra UE, narrami tu, e come tu mandano un pacchetto, una fotocellula da essa Cina, deve spaccare la tassa. A chi è? A Tangente, cioè assistato. Allora, sui piccoli pacchi extra UE, sul quale, incassato il via libera dell'Ecofin, si lavora per l'anticipo già dal 2026. Assume contorni più definiti l'ipotesi di una tassa sull'oro. L'idea è introdurre una aliquota agevolata temporanea al 12,5% per la rivalutazione di monete, lingotti, placchette, un'adesione minima del 10%, eccetera, eccetera, sull'oro. Quindi i piccoli pacchi comunque viene da 150 euro di valore. Se carne sul pacco sta su da 150 euro, pacca sa Tangente, che este extra UE. Allora, Poskolski assediata, Zelensky pronto a valutare la resa. Non sul Fatto Quotidiano, sul Fatto Quotidiano è già conquistata tutto, leghiste, quindi sul Fatto Quotidiano in Novasa in anticipo. Il leader ucraino, la decisione spetta ai comandanti sul campo. Preoccupazione e imbarazzo, la prima per quanto accade a Podrok, roccaforte ucraina del Donetsk, la seconda per lo scandalo corruzione che sfiora fin troppo da vicino il presidente Volodymyr Zelensky. Così mentre a Bruxelles si discute su come sostenere finanziariamente l'Ucraina sull'orlo del crack, se con i famosi prestiti garantiti dagli asset russi o con i soldi garantiti dagli asset russi o con soldi propri, Zelensky evoca la resa dello snodo logistico che potrebbe subire la stessa sorte di Bakhmut e aggiunge: Mosca si prepara ad una guerra in Europa. Costi enormi. La decisione se ritirare le truppe, ha dichiarato, spetta ai comandanti sul campo. Nessuno obbliga i nostri soldati a morire per delle rovine. Di macerie in macerie. Però Mosca avanza nonostante i costi esorbitanti in termini di uomini. La Russia, spiega Zelensky, vuole la conquista di Prodonsky per cercare di convincere Donald Trump che l'Ucraina deve ritirarsi dall'intero Donbass orientale per porre fine alla guerra. I generali hanno ancora opzioni, possono ripiegare su altre linee fortificate, ma perdere le alture di Pokrovsky significa esporsi agli sciami di droni e aprire un varco verso la piana del Dnipro, oltre che cedere terreno per l'assalto alle fortezze di Kostytinica, Druzhkivka, Kramatorsk e Slovansk. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Intanto tanta mista morto russo renneschiamo scanto l'Ucraina. Epstein su Trump, cioè Epstein è questo pedofilo che è morto suicida in galera. L'ombra del ricatto, io posso abbatterlo. Ha iannato Epstein, sono io l'unico in grado di abbatterlo. Spunta l'ombra del ricatto in una delle email di Jeffrey Epstein su Donald Trump, ma se nei restanti file sul deputato finanziario e pedofilo custoditi gelosamente dal ministro della giustizia ci fossero informazioni ancora più compromettenti di quelle trapelate finora dai suoi messaggi di posta elettronica, stessa domanda, è l'interrogativo che aleggia prima del voto in aula in congresso annunciato per la prossima settimana, cioè il voto porenne Repubblica soldato. Il disegno di legge, il giuramento della neoeletta deputata Dem Adelita Grijalva ha consentito di raggiungere il quorum
di 218 firmatari di una petizione per esprimersi sul disegno di legge che obbligherebbe l'Attorney General Pam Bondi a rendere pubblici tutti i documenti sul caso. Ci si aspetta il sostegno di circa 100 repubblicani, nonostante Trump abbia accusato i Dem di cavalcare l'ennesima montatura. Strada in salita invece al Senato, ma se il provvedimento passasse, il presidente potrebbe usare il potere di veto, non senza però irritare la sua base maga e far aumentare i sospetti che nasconda qualcosa, oltre ad alimentare le teorie cospirative che Epstein sia stato ucciso, come ha insinuato suo fratello Mark. A voglia che si l'hanno frascato, come San Frascato, sa Emina che di essere nata Kim Trump. Showdown firmata alla fine è costato 90 miliardi. Showdown è tutto virmo, insomma, dessa finanziaria americana e quindi non si poteva paccare gli stipendio e nemmanco bonus assistenziale. Bene, che in questo abbiamo terminato il canale delle oie. Noi diamo l'appuntamento a casa e poi pure casa vamos a trasmettere in diretta questo bello presentazione di questo libro che io però non so se sai, poi me lo leggo un po' in anticipo per andare lì e scrivere qualche cosa. Purtroppo siamo come che in libreria e non abbiamo su. Cioè, non solo è stato depositato il libro in bici, abbiamo questa presentazione, però non è che uno sul libro si lo può leggere, un libro che è complesso sul serio questa presentazione, vabbè. Se qualcuno mi scrive che sul libro questo in giro me lo nerete, io me lo compro e me lo leggo oggi e craso. Andiamo da innanzi a tancare e che sa sigla di tancatura ponimos in moto tutta questa questione, ecco qua. E come abbiamo risolto a proposito del digitale, abbiamo risolto questo problema dell'ufficio postale, che può essere la firma digitale, che non funziona. Poi, se ti sbaglia a servire, ti blocca un po' sempre e quindi te devi fare a istituire tutti gli accordi, è una cosa incredibile. A mezzo il video e di buon a tutto dai Bit TV. Adios e menzi da casa.